ci siamo tutti, io direi che si può anche iniziare. Diamo la buona serata a tutti, con ringraziare innanzitutto i componenti del comitato, ve lo dico da abruzzese, avete organizzato una bella festa a Sedini, lunga, e ho capito che il comitato ha voluto accontentare tutte le fasce sociali del paese. Stasera accontentiamo gli appassionati del canto a chitarra, e che canto a chitarra, quello di una volta dico io, anche perché come si farà stasera in pochi altri paesi si fa, su canto a boe de chitarra sola e in particolare con la chitarra d'arpeggio. Sapete che oggi sono rare le serate che si fanno, diciamo, quasi a Santiga, no? Come lo faremo stasera. Si fa un po' a Bulzi ogni tanto, qui a Sedini stasera, si fa a Mores, si fa qualche volta a Uzieri, si fa a Bonnannaro, si fa a Borutta, poi ormai si fa il canto moderno con la fisarmonica e chitarra a plettro, un canto attuale, un po' più movimentato, più ritmico. Stasera invece si farà con le caratteristiche che si faceva una volta. Gli appassionati di una volta ci sono ancora, forse è l'ultima generazione dei grandi appassionati di una volta, e i giovani purtroppo non capiscono questo tipo di canto. Guardate che questa è cultura, la serata di questa sera è una serata di cultura vera e propria, cultura nostra sarda, in particolare dell'Anglona. Perché dico l'Anglona? Perché l'Anglona, dai miei studi, dall'analisi che faccio io sul canto a chitarra, l'Anglona copre l'80% della storia del canto a chitarra. E come lo copre? Partendo da Nulvi, i pionieri, Domenico Mele, Peppe Mele, Candida Mara, alla Erru il grande De Gortes, e sapete di chi sto parlando, a Martis Matteo Razzu, a Chiaramonti Paolo Erio, anche se non era acquisito, lui era dozzieri ma è vissuto sempre è vissuto a Chiaramonti, Bulzi poi, Cuveddu, Cavizza, Casu, Sedini, Desole e Pugeddu, anche se sono acquisiti, perché non nati a Sedini ma hanno trascorso tutta la vita a Sedini, Castelsardo, Pintus e Virdis, Chelo, a Sassari Osilo diciamo, e a Pierfugas Canu. Quindi io dico l'80% buono della storia del canto è in Anglona, e quindi dobbiamo ricordarlo sempre. E quindi io ringrazio il comitato che ha avuto anche il coraggio, devo dire, di organizzare questa serata con queste caratteristiche, perché non è facile. Molti comitati attualmente non organizzano la serata di canto sardo perché dice non possiamo spendere tutti questi soldi per 5, 6, 7, 10 persone che poi se ne vanno eccetera. No, io dico che la cultura non guarda il numero, anche se ci dovessero essere 5 persone bisogna farlo, altrimenti perderemo le nostre caratteristiche, la nostra cultura. Quindi grazie al comitato di Sedini che ha avuto questo coraggio di organizzare anche specialmente con queste caratteristiche, in questa maniera. Stasera abbiamo 3 cantadores con un grande chitarrista dal mio punto di vista, 3 cantadores che cantano molto bene con l'accompagnamento all'arpeggio, come si cantava una volta, e non tutti i cantanti attuali sono in condizione di farlo perché non sono più abituati a fare un canto lento, espressivo, con la chitarra che segue la voce, non il contrario. Un po' si sono ribaltate le cose ultimamente, però sappiamo che il canto popolare è sempre in piena evoluzione, che cambierà ancora. L'importante è non dimenticare le radici, quelle che ascolteremo stasera. Adesso vado a presentarvi questi cantadores. Inizieremo con Marco Manca da Usini, giovanissimo ma abbastanza esperto ormai cantatore, Gian Daniele Anglonese di Perfugas Calvini e Daniele Giallara di Cugliari, ormai conosciutissimo, un grande cantante che io ammiro perché rispecchia le voci che sono abituato io ad ascoltare
quando voglia ascoltare i canti di una volta, è in grado di cantare tutto quello che c'è nel nostro repertorio, e saranno accompagnate da un grande chitarrista d'arpeggio, successore di quel grande maestro che è stato Adolfo Merella, Pietro Niedu. Ora, non voglio dilungarmi più di tanto, inizieremo subito con lo canto in re, poi il canto Samoregia, i Mutos, poi ci sarà una bella novità dopo i Mutos, Gian Daniele canterà qualcosa che hanno proposto dal pubblico, poi continueremo con i canti galluresi, la filognana, poi se vedremo come si andrà avanti la scaletta, molto probabilmente la corsicana, la sabbia antica, tutto il classico, il mia la, fa diesis, si bemolle, sino alla disisperata, insomma li faremo un po' tutti, se rimanete, se avete voglia di seguirli. Allora, augurandovi la buona serata da parte mia, auguro la buona serata ai nostri cantadores e dico loro: divertitevi, cantate secondo le vostre espressioni naturali, senza fretta, e il chitarrista vi seguirà. Per stasera dimenticate fisarmonica, dimenticate la ritmica metronomica che si usa oggi, quindi ascolteremo il canto di una volta. Buona serata a tutti. Saluto anche il fonico, mi sono dimenticato, perché è importantissimo per la sonorità della piazza. Complimenti Gianluca.
Canta benignamente
God
E come si diceva una volta, Sabri Mandaina è fatta. Chissà che lo diceva questo, no? Zio Francesco Cubeddu. Il canto in re che abbiamo sentito adesso, i versi cantati adesso sono di Gavino Muraglia di Perfugas, quindi è una novità. Voi sapete che per esperienza oggi si sentono ancora quasi sempre gli stessi canti in re, le stesse poesie, no? Invece è bello variare perché sono i versi che dettano anche la melodia molte volte. Il cambiamento della melodia, come diceva Zio Francesco Cubeddu, viene dato anche dal valore dei versi che si devono cantare. E come avete sentito adesso, questo canto in re è stato pacato, calmo, espressivo. Loro hanno avuto la capacità di interpretarlo perfettamente pur non conoscendo i versi, quindi li hanno interpretati conoscendoli questa sera e sono andati benissimo. Questo è il tipo di canto che piace a me, calmo, espressivo, eccetera. Spero che piaccia anche a voi. E adesso continueremo con Sanuaresa che è stata introdotta intorno agli anni 20, all'inizio degli anni 30 nella gara, perché prima si facevano un'infinità di canti in re, no? Perché era il canto base, il canto più comune. Come diceva Antonio De Sole, Porqueddu e Luigino Cosso, molto probabilmente questo canto a Sanuaresa in tre quarti, come in valzer, no? Il ritmo del valzer, l'hanno sentita per la prima volta a Nuoro, cantata così da un gruppo di giovani un po' alticci, diciamo, no? Durante una festa. Allora le feste non eravamo imbriachi, ma così dai, abbiamo capito. Siccome stava arrivando da noi, dall'Austria, i famosi valzer, le mazurche, no, eccetera, l'eco stava arrivando anche da noi, i giovani specialmente sono i primi che recepiscono questi cambiamenti, e in sardo hanno intonato queste melodie che si rassomigliavano un po' a suo canta Sanuaresa che si canta qui. Qualcuno dice che l'hanno inventata Uzieli, però chissà chi ha ragione. Maria Teresa diceva così, ma questo trio diceva che molto probabilmente deriva da Nuoro. È vero che si chiama a Sanuaresa perché l'hanno sentita a Nuoro, ma è cantato in Logudoresi, non in Barbaricino, quindi diciamo a Sanuaresa. È un canto molto bello che permette una grande espressività sempre da parte dei nostri cantadores. Adesso continueremo la nostra gara con questo secondo canto della lista, ma ne approfitto anche per salutare Antonio Mannu che è presente qui stasera e Antonio Porco se non è andato via, quindi li salutiamo perché Antonio canta benissimo ancora adesso, ma Antonio Mannu ha cantato e canta ancora ogni tanto, quindi lo salutiamo. Allora, Sanuaresa. Bella cittadina totale
Aria fresca e fina, caso vinto in solo salute copiosa mozzarella. Aria fresca e fina, caso vinto in solo salute copiosa e gente montagnina, chi ha le più tesoro de vinculo se de razza e gente montagnina, chi ha le più tesoro de vinculo se de razza e la vita passerà in guardare la vita mia.
Dio sei bella. Bravissimo Pietro, bravissimi i nostri cantadores, e anche Savoresa è andata. Adesso è arrivato il momento dei mutos, i moteti, che sono i brani più allegri, no, della serata, sempre molto graditi dalla piazza, dagli intenditori, anche dai non intenditori, perché sono abbastanza orecchiabili e sono molto belli i mutos. Pensate che un tempo, sino agli anni 60, all'inizio anche degli anni 70, ancora si facevano i mutus a disprezzo, no? Quando si prendevano un po' per i fondelli i cantatori sul palco, erano molto belli anche quelli, molti improvvisati addirittura, quindi sul cantatore doveva sapere anche improvvisare. Ho alcune registrazioni dove Zio Francesco se le danno di santa ragione con Zio Leonardo e con altri, prendo in giro un po' la figura, l'aspetto, no? E tante cose. Bene, no, facevano parte anche quello del divertimento sul palco. Invece i mutos sono dei canti caratteristici in tutta la nostra Sardegna e nella gara ci stanno benissimo perché spezza un po' il ritmo dei canti espressivi, quindi diventano abbastanza allegri e molto gradevoli alla piazza. Siamo pronti? Sì.
Eh? Sì, certo. E subito dopo i Mutos faremo i canti galluresi e come sapete, almeno gli intenditori lo sanno, non c'è bisogno che lo ripeta io, i canti galluresi erano un po' su canto in re a sa galluresa, alla modo loro, a Salempiesina, come li facevano a Tempio. E io da alcune registrazioni che ho raccolto, addirittura Zio Luigino inizialmente nelle gare cantava anche il canto in re, lui in gallurese. Poi ha imparato piano piano il logudorese e allora si è adeguato anche lui ai canti della gara in logudorese. Però i canti alla tempiesina sono stati inseriti e graditi nella gara, quindi la gallura entra in pianta stabile già dall'inizio dei canti. Il famoso Gabriel di Tempio ha fatto tantissimo per i canti sardi, oltre alle ricerche che ha fatto in tutte le zone della Sardegna, ha portato avanti nei suoi studi e valorizzato tutti i canti zona per zona in tutta la Sardegna, perché quello era il suo compito allora negli anni 30, negli anni 40. E i canti galluresi terminano poi con la Filognana che era un canto femminile di origine, erano i canti delle filatrici, no? Filatrici di lana, e anche la Graminatoggia, che spesso viene confusa con la Filognana, ma erano due canti distinti, completamente diversi. E sono dei canti bellissimi, bellissimi da seguire. Subito dopo faremo Sabbiaghesa lo sapete, no? L'ha introdotta nella gara Antonio De Sole che si prendeva anche il merito di aver creato il si bemolle, no? E anche se io dalle mie ricerche so che il si bemolle era un canto difficile, molto caratteristico, De Sole ha detto che l'ha inserito, l'ha modificato molto probabilmente lui, ma esisteva già, è un canto che esisteva, e come esistevano tutti gli altri, sono stati arrangiati poi nella gara. Ci siamo? Ci siamo, possiamo riprendere i Mutos adesso. Musinoche, tutta la compagnia mi vera da che danno e villa e tapoche, mi vera da che danno, tutta la compagnia sostice musinoche, a Santura si stanno sostice musinoche, tutta la compagnia mi vera da che danno.
spita, chiamata Colombina, te canto chi se cara, padura madonnina, te canto chi se cara, la pizza mente spita, chiamata Colombina, la benedita, chiamata Colombina, te canto chi se cara, la pizza mente spita. Gesù Redentore e non ispiri per pena chi non la prova non su sa che è l'amore e sa che era peccato su sa che l'amore non ispiri per pena chi non la e a politica de una mancara di la ciencia e una allegre canto e la stavini canto come la petto a vasina più petto non prete no non preto di la tua dai e cagliara se tu me o si la paga di te non vedi mai
de su día, que de soldado trece, incantadas a mí sola in su mondo trece, cicchi imbarcano allora, incantadas a mí due in su mondo se sola, e in vaporino dundu, incantadas a mí due sola in su mondo. A Savalte su día, due soli su mondo, incantadas a mí. Vivi un bazzate tuo sosa me carre e ti mami e goro cara columba mia tutto busa tendera sanarre e non creo iria barre solito suneo iria barre non creo e te da sera di bassa e ti mami e goro cara columba mia tutto busa tendera relaxa in ingannia e la sala renda tende il tima mia goro da gara columna mia da gara columna. E anche i Mutos sono andati, adesso invece chi? Adesso Gian Daniele ci canta un canto a ballo di Toi Zucconi, di Sedini, vero? Di Sedini. E si divertirà senz'altro, quindi è un canto, sì, beh certo, qualche ottava, accompagnato solamente dalla chitarra, vero? Sbaglio o subito dopo c'è un intervento di un balletto? Sì. Balletto di Bulzi, quindi subito dopo lo facciamo? Ok. Allora, pronto? Pietro.
condoglianze. Lo primo Ian Tommaso Candese, lui la notizia di Buttesi. Signora Maria lo grido, ahimè che raio fatto, una iatina bella illuminato, uno in punta e non l'ha criato. Si cantano grido da sul tesi, ma quello li curano i crieti. La iatina li cura si ne morta, pa' chi se allugrira su punata, se va la dalica la di caotta e se si santino che il passi matta, siccome è combinata l'inclinata, passa l'umazzone ci la volta, si volta la iatina l'umazzone e in punta ne ha migliocchi Antoni. Passi santi no caminenti e un anelmo tutti lui andino e ci li boni la maltra in cammino chi l'era la iatina tu mandenti vai chi non ne dentro Dio debutta però lo sa chi c'è chi torre s'annuta. La matrase è un po' arrabbiata caia di lupati lu dolori aia chi tu cani mori in più la iatina l'è mancata come avrà passato la nottata la rasa buttaita lu sugori di canto vedo solo il pirato passaito lo morti da bramare battati lu brama la usa la morti caia besciuliso i pressioni se piena la casa di passioni con piani la sua malatona più anni usati non umiloni a coraggio in gaffa a coraggio conti disegni alla massa di coraggio e lampenni nella mano di buttaggio. Bravissimo Gian Daniele, improvvisata, accompagnata benissimo da Pietro. Questo era un omaggio a Sedini. Adesso riprendiamo con la gallurese. Ci siamo, Pietro è rimasta accordata, sì. Allora, iniziamo con i canti galluresi, subito dopo la filognana, poi faremo Sabbiaghesa, adesso con poche interruzioni andiamo sino alla conclusione. Via Pietro, la gallurese.
Non si pone resistere, non si pone resistere, insieme agli estremi volti. Lui rete la me molti, uno ide muri, lui rete la me molti, l'uno ide muri, l'uno ide
tu pianto
dentro, bravissimi i nostri cantadores, e ci hanno presentato un bellissimo canto in re con delle voci a sozzieresa, belle spinte, il canto in re è bello squillante a metà gara. E adesso mentre li facciamo rifiatare un attimino, riprendiamo subito dopo con una corsicana. Due parole su questo canto che quando è nato ha fatto scandalo. Mi raccontava zio Francesco Cubeddu, mamma mia le cose che ci hanno detto, dice, quando abbiamo iniziato a cantare questo canto. Nasce su imitazione di un canto ascoltato alla Maddalena, mi diceva zio Francesco, insieme a Ciccheddu Vannoni, e agli inizi proprio degli anni 50, ascoltando un disco di questo Tino Rossi. Io l'ho sentito questo disco e sinceramente si vede che Ciccheddu Vannoni ha preso lo spunto al 90% di questo canto. Poi l'hanno variato, hanno aggiunto delle variazioni, l'hanno chiamata la corsicana, anche se non aveva molto di corsicano, diciamo, cantato in gallurese, quello sì. E all'inizio, ripeto, ha fatto scandalo perché li prendevano quasi in giro, invece poi zio Francesco ha detto, da voi l'ha cantato tutto. Poi l'hanno cantato tutti e a quanto pare è piaciuto ed è stato inserito in pianta stabile nella gara, proprio a metà gara. E adesso ci faranno sentire i nostri cantadores, anche perché sta iniziando a sentirsi un po' di umidità, hanno la voce bella calda, ci faranno sentire davvero qualche corsicano e poi iniziamo il classico che si divideranno. Uno canta il mi e la, l'altro canterà magari un si bemolle, un fa diesis e termineremo con la disisperata. E stanno ancora rifiatando. Che dire? Che qualcheduno, io ho sentito nelle mie ricerche che la corsicana è stata portata sui palchi da Pinna, da Nanni Pinna. Vabbè, io l'ho sentito sinceramente da zio Francesco Cubeddu, che mi ha raccontato proprio come Ciccheddu Vannoni ha fatto nascere questo canto, e l'esempio è quello della Maddalena, proprio lo spunto è stato preso lì. Poi l'hanno modificata, arrangiata e chiaramente Adolfo Merella, il grande maestro dell'arpeggio, ha aggiunto anche lui le sue variazioni e l'hanno portato al successo. Allora, appena i nostri cantatori sono pronti, riprendiamo con qualche canto di corsicana e poi inizieremo il classico. Ci siamo, via? Sì, via con la corsicana. obbligato, però non ha imparato, e la canta malagana, però non ha imparato, e la canta malagana.
e anche la corsicana è andata. Adesso iniziamo il classico, che si divideranno. Anticamente voi sapete che nel classico ogni cantatore cantava il Miellà, tutti cantavano il Miellà, il Si bemolle, il Fa diesis, la disisparata. Adesso accorciamo, ogni cantatore si divide nel classico. Allora abbiamo Giallara che ci presenterà un Miellà. Il Miellà è di origine bosano, un canto bosano, molti dicono dei pescatori di Bosa, poi nel frattempo è stato modificato, nella storia del canto a chitarra ha avuto varie variazioni eccetera. Poi Marco Manca invece ci presenterà il Fa diesis, che è stato interamente composto sia musicalmente e con le variazioni da Adolfo Merella, con qualche anche aiuto di zio Francesco Coveddu, e poi termineremo con la disisperata cantata da Gian Daniele Carbini. Allora adesso riprendiamo con il Miellà che ci presenterà Daniele Giallara.
Ai tenim posades Benissimo, adesso terminiamo la serata con una bellissima Disisperata molto sentita, molto sentimentale, è stata scritta da Gian Daniele Carbini, l'ha dedicata a suo padre che non c'è più, spero che riesca a cantarla tranquillamente senza farsi prendere dalla troppa emozione che è comprensibile, però sono convinto che la canterà con tutto il cuore. Ma io ne approfitto nel frattempo, mentre Gian Daniele si carica, e di ringraziare il comitato che è riuscito a organizzare questa bella serata di canto tradizionale e, come avete potuto notare, è stata fatta rispettando la tradizione, il canto di una volta, che si sente raramente. Magari qualcuno storcerà il naso perché non è abituato più ad ascoltare i canti più calmi, più lenti, un accompagnamento sereno, invece questa era la gara che si faceva una volta, che faceva parte del canto veramente a chitarra. E ringrazio il comitato del 1980, vero, i nati dell'80, che hanno organizzato questi 4 giorni di festa a Sedini, e senz'altro molto riusciti, riuscendo ad accontentare tutte le fasce sociali della popolazione. Stasera era dedicato alla fascia un po' più anziana, anche perché i giovani difficilmente si avvicinano subito al canto sardo, magari crescendo poi si avvicineranno, speriamo, altrimenti la nostra cultura va a farsi benedire. Speriamo di no, speriamo di riprenderla piano piano, anche se non riusciamo a riempire più le piazze come una volta. Grazie anche agli organizzatori di queste feste, la parrocchia, la Proloco, il comune, grazie da parte mia in particolare, ma grazie anche da parte dei nostri cantadores, che prima di terminare ripresento Marco Manca di Usini, Daniele Giallara di Cuglieri, il nostro Pietro Nieto alla chitarra, che ci ha fatto sentire gli abbellimenti conosciuti e fatti conoscere dal grande maestro Adolfo Marella, e concludiamo davvero con grazie da parte mia, un grazie anche al nostro fonico Gianluca, con Gian Daniele che si prepara a presentare quest'ottava molto sentita davvero, quindi vi ringrazio io da parte sua, perché non lo so se riuscirà a ringraziarvi lui personalmente, lo farà col canto. Grazie a tutti e buonanotte.
C'ho scontato l'eunagramma vizinia e canto così mi dai avrò mi mannare che ancora in conca giù mia pilole oro. Desafiato che non da preguntare e devo pensare e non posso Bravissimo Gian Daniele, ci hai fatto sentire anche alla finale di Pugetto proprio per completare la sedine, no? Bravissimo, complimenti. Quindi grazie ancora, avete avuto la pazienza di rimanere sino a quest'ora, sino alla fine. E io dico sempre, ha torto chi non è presente, hanno torto gli assenti. Quindi grazie ancora al comitato, a voi che avete seguito tutta la gara e arrivederci in gare di questo livello. Grazie a tutti da parte mia e anche da parte dei nostri cantadores. Buona serata a tutti.